Sicuramente senza impresa non c'è ripresa. La nostra attenzione va in particolare alle piccole e medie imprese, familiari, artigiane, che sono il nostro tessuto produttivo e oggi non sono garantite da nessuno. Quindi fondi di garanzia, possibilità di lavoro e non un destino da subappaltatori come invece le grandi centrali di committenza o le grandi centrali d'acquisto sembrano promettere senza nessun risparmio. Poi l'altra posizione forte che vogliamo avere come Forza Italia è quella di regione, di mamma regione, cioè di ente di supporto ai quasi 600 comuni del Veneto nei loro bisogni quotidiani, dal supporto amministrativo alla possibilità di realizzare comunque delle opere con il nostro contributo, penso alle scuole, penso agli impianti sportivi, penso alla viabilità, che vanno affiancate alle grandi opere di competenza della Regione. Credo che sia assurdo disperdere le professionalità e l'esperienza degli agenti della polizia locale e provinciale distribuendoli nei comuni che peraltro non hanno le risorse. Io credo che invece la creazione, mantenendo una serie di competenze di una polizia regionale, possa avere un senso, perché innanzitutto potremmo svolgere quei controlli di polizia idraulica, di polizia venatoria, di polizia ambientale che già oggi sono svolte dalle province in maniera unitaria e avere anche uno strumento di supporto, di coordinamento per le polizie locali, quelle cioè che dipendono dai comuni. Da una parte daremmo certezza rispetto al lavoro e alle professionalità, dall'altra parte creeremo uno strumento che ci serve perché oggi la Regione che volesse entrare in un fondo a fare dei controlli idraulici non ha la possibilità di farlo.